Amici di Veneto Globe, buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo a Longarone Fiere Dolomiti, 12ª edizione di Ricostruire 3.0, Salone Internazionale dell'Edilizia, del risparmio energetico e della sicurezza. In questa puntata, in questo appuntamento, siamo felici di ospitare l'associazione Dolomiti di Belluno, rappresentata qui alla nostra sinistra dall'avvocato Simonetta Butignon, vicepresidente dell'associazione Vivaio Dolomiti. Avvocato, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie anche a voi per l'ospitalità. E alla nostra destra abbiamo la dottoressa Lorenza Ghirardini, tesoriera dell'associazione Dolomiti di Belluno. Perfetto, Lorena, però va bene. Lorenza Lorenza ecco. uguale. Chiediamo scusa, è la dottoressa Lorena Ghirardini. Ecco. Allora, quest'oggi parleremo del Vivaio Dolomiti, un'associazione che nasce a Belluno. Chiediamo all'avvocato di che cosa si occupa questa associazione e quali sono i principali scopi di questa vostra associazione. Perché è nata? Allora, la nostra associazione è nata innanzitutto per una battaglia contro un progetto pessimo che Terna ha fatto sul nostro territorio di un elettrodotto che avrebbe devastato il nostro paesaggio. Da questo ci siamo ritrovati un gruppo di amici e abbiamo cominciato a raccogliere idee e soprattutto a confrontarci su quello che sarebbe stato per noi il futuro del bellunese, un futuro che vede il paesaggio al centro, la tutela del territorio e della popolazione. Abbiamo fatto anche due considerazioni sul fatto che noi forse non crediamo troppo nelle nostre potenzialità. Lo scopo di Vivaio è proprio quello di seminare idee e far crescere piante che porteranno semi. Ecco, la nostra idea è proprio quella di stimolare il bellunese a crescere nelle proprie potenzialità per un futuro ricco di prospettive, cosa che adesso invece non c'è, forse perché ci crediamo poco proprio noi. Ecco, un'opera di sensibilizzazione e di intervento sul pensiero culturale che ha ad oggetto il nostro territorio. Dottoressa Lorena, il nostro, quello del bellunese, è un territorio davvero fantastico. Da quali insidie può essere diciamo così, messo in pericolo? Sicuramente forse come bellunesi dovremmo credere più in noi stessi, perché questo è il primo pericolo a cui andiamo incontro, quello di essere diciamo poco inclini a capire quali sono le nostre potenzialità e verso cosa possiamo mirare, verso qualcosa a cui possiamo ambire, e quindi il primo pericolo siamo noi. Poi il secondo pericolo sono sicuramente nel nostro caso il fatto che viviamo la concorrenza anche dei territori limitrofi, come ad esempio il Trentino, che hanno un'offerta turistica di tutto rispetto e che quindi insomma da questo punto di vista per noi sono sicuramente oggetto di difficoltà, ecco, tutto qua. E poi, che dire, insomma, per noi ci vogliono anche progetti che abbiano un po' di progetti ambiziosi sul nostro territorio. Questo c'è necessità per crescere, per evolvere, per diventare una provincia che riesce ad emergere e anche a affrontare nuove sfide, che è quello che il futuro ci richiede. Ecco, un territorio minacciato anche dai rifiuti. In che modo volete contrastare questa problematica, avvocato? Allora, noi abbiamo pensato che attaccarci alle parole senza andare a vederne il contenuto è un approccio che a noi non va bene. Il nostro è anche un metodo di lavoro, è un metodo anche di confronto. Non ci attacchiamo proprio ai pregiudizi o ai contenuti che hanno però, a parole che hanno poco contenuto, andiamo a confrontarci sul merito. Abbiamo affrontato il problema dei rifiuti in questo senso, abbiamo analizzato quali sono le maggiori possibilità che al giorno d'oggi i comuni utilizzano per lo smaltimento. Abbiamo fatto un confronto che però fosse oggettivo e scientifico. Abbiamo fatto un confronto tra la raccolta differenziata, ad esempio la raccolta differenziata spinta, e senza ideologie, senza attaccamenti con delle idee preconcette, abbiamo concluso che a volte la gestione di problematiche, come può essere quella dei rifiuti, ma come possono essere altre problematiche,
comporta la necessità di avere uno studio, un approccio meno ideologico. Su una raccolta, tra la raccolta differenziata spinta, ad esempio la raccolta differenziata, ci siamo resi conto che la prima comporta molte più problematiche, anche se dal punto così dell'immaginario collettivo può essere la migliore soluzione. E invece abbiamo visto che ci sono soluzioni molto più pratiche, anche legate a modalità che sembrano meno ambientalmente compatibili. Ecco, per queste nostre idee siamo stati invitati ad Urban Promo, che è una manifestazione alla Triennale di Milano, e gli abbiamo prospettato un approccio scientifico e meno ideologico alla risoluzione di questo problema, come ripeto di altri problemi, e per questo siamo stati molto apprezzati. Una visione più oggettiva dei problemi ci garantisce, ci dà anche la possibilità di affrontare le cose con più obiettività e in una problematica come quella dei rifiuti, ad esempio andare a scovare quali sono le reali criticità, ad esempio la mancanza assoluta di ricerca e di sviluppo tecnologico, proprio perché ci si innamora un po' delle parole che poi però non sono sempre foriere di soluzioni migliori. Questo è un esempio del nostro lavoro e della nostra metodologia. Ecco, chiuderei con la dottoressa Lorena. Il bellunese, è un territorio che rimarca la possibilità di collegare in un modo migliore, più direttamente, questo territorio, ma anche l'asse con Venezia, con l'Europa. Perché e come? La nostra esperienza ci ha portato a comprendere, insomma, abbiamo effettuato degli studi, ci siamo affidati anche dai collaboratori validi che insomma hanno fatto anche degli studi scientifici sul tema, e ne è emerso che di fatto noi siamo l'unica regione che non ha un collegamento diretto con l'Austria. Questo cosa significa? Significa che noi viviamo la competitività di un Trentino, di un Friuli Venezia Giulia, che hanno un accesso diretto all'Europa, diciamo così, perché insomma l'Austria poi per noi è Europa, e quindi noi rimarchiamo il fatto che noi e il nostro territorio ha diritto ad avere un accesso diretto senza transitare per quello di altri. Il nostro progetto è un progetto tecnologico e ambizioso, perché è un progetto di un corridoio tecnologico all'avanguardia, in cui non solo si parlerà di viabilità e quindi di auto che scorrono su strada, ma si parlerà insomma di avere un corridoio in cui ci sono fibra ottica che scorrono, è possibile inserire la ferrovia, è possibile inserire anche infrastrutture quali ad esempio un'alta tensione, quindi anche la rete appunto elettrica, al di sotto naturalmente di questa struttura. Chi ha visto anche i nostri progetti potrà vedere che sono dei progetti all'avanguardia anche da un punto di vista di impatto ambientale. Gran parte di questo percorso scorrerebbe in maniera sotterranea e quindi al di sopra di questa autostrada si potrebbe edificare, ci sarebbero prati e quant'altro. Progetto ambizioso sicuramente, però progetto di cui la nostra provincia ha necessità. Ci sono anche dei fondi europei che sono destinati a questo, noi possiamo pensare di affrontare queste sfide anche economiche aderendo a delle linee di finanziamento che l'Europa ha, che ha per noi, e quindi sfruttiamole. Ecco, siamo in chiusura, l'ultima domanda. Quali sono i progetti che vi siete posti di realizzare e magari con quali tempistiche? Direi che il progetto più ambizioso è il progetto forse più astratto, ma il più importante, è che è quello di stimolare il bellunese ad avere orgoglio per la propria terra, e con la conseguenza della necessità di porre in atto tutte quelle azioni che servono a proteggere, tutelare, sviluppare le potenzialità che qui abbiamo. Abbiamo un terreno salubre e genuino, non impestato da pesticidi come invece sono terreni delle zone limitrofe. Sfruttiamolo. Ci sono tantissimi giovani che si occupano di agricoltura di montagna, agricoltura biologica, sfruttiamolo. Ecco, la necessità è proprio quella di un cambiamento di passo a livello mentale. Dobbiamo non avere timore reverenziale nei confronti delle zone a noi vicine che spesso non ci trattano coi guanti, anzi cercano di approfittare delle nostre debolezze, e quindi portare avanti tutte quelle realtà positive e validissime che sono la necessità di una viabilità. Ecco quindi il progetto che ha presentato Lorena prima, la necessità di uno sviluppo culturale, la necessità della preservazione del paesaggio, dello sviluppo delle culture compatibili con l'ambiente, quindi culture biologiche.
Tutto questo per avere un unico obiettivo, che è quello di sollevare il bellunese da questa situazione di prostrazione culturale e portarlo invece a livello delle altre zone verso le quali non deve avere nessun timore reverenziale. Questo è il progetto più ambizioso e questo è perseguito anche attraverso interventi culturali. Abbiamo fatto 2 incontri al Teatro Comunale, noi gli abbiamo inventato questa formula convegno spettacolo, cioè abbiamo parlato di progetti molto seri con interventi scientificamente di livello inframmezzati da interventi più ludici, dalla musica alle letture eccetera. Il primo intervento l'abbiamo fatto con Philip Daverio, La bellezza usurpata, parlava delle brutture del nostro territorio e della necessità di preservarlo dal punto di vista paesaggistico. Ecco la nostra feroce battaglia contro il progetto di elettrodotto di Terna. Abbiamo fatto una mostra di architettura, una nuova idea di turismo con strutture recettizie molto particolari, open air museum. Partiamo da un museo all'aperto per poi costruirci attorno degli alberghi. Abbiamo parlato di autostrada con Marco Ponti e il professor Campeol, inframmezzati da Joelle Dix, e approfitto per annunciare che il 19 maggio, salvo imprevisti, dovrebbe esserci un nuovo incontro con Philip Daverio che parlerà del Piave, il Piave come autostrada fluviale che collega Venezia alle Dolomiti, binomio turistico e ambientale unico al mondo. Lorena, qual è la risposta che vi aspettate dai cittadini, dalla comunità bellunese alle vostre proposte? La risposta non è insomma, un'accettazione per forza delle proposte che noi facciamo, però una partecipazione, quella sì. Io invito tutte le persone che hanno qualcosa da dire, che hanno delle idee in testa, che pensano di poter suggerire qualcosa a noi, che ci occupiamo insomma di questo o anche d'altro, a farsi sentire, perché questa forse, come diceva Simonetta, è la sfida più grande, far partecipare i nostri concittadini a quello che facciamo, fargli capire che insieme abbiamo delle potenzialità di progettare bene, di essere una fucina di idee, un po' quello che siamo, quindi un bel vivaio di idee e quindi ci aspettiamo che i cittadini partecipino come ascoltatori per ascoltare quello che diciamo ai nostri convegni e quant'altro, però anche come cittadini attivi. Ecco. Bene, con questo auspicio noi ringraziamo le nostre ospiti, ringraziamo la dottoressa Lorena Ghirardini, tesoriera dell'associazione Vivaio Dolomiti, e ringraziamo l'avvocato Simonetta Buttignone, vicepresidente appunto del Vivaio Dolomiti che potete contattare su Facebook. Esatto. Grazie a tutti i nostri amici che ci hanno seguito e buon proseguimento di fiera da Longarone Fiere Dolomiti e buon proseguimento d'ascolto e di visione per i nostri amici che ci seguono da casa.